Il primo passo con la collaborazione con Zaia? No, ma noi stiamo già collaborando. Ci siamo detti che adesso nelle prossime settimane rifaremo il punto su alcune questioni che ci riguardano insieme. Vanno da alcune infrastrutture, la terza corsia sulla Bologna-Padova da un punto di vista viario, alcune ciclovie dal punto di vista anche ambientale, no? Ciclabili e ciclovie che riguardano i nostri territori, il parco del Delta del Po, per il quale avevamo raccolto decine di milioni di euro insieme dal PNRR e che è una grande opportunità da quando è stato riconosciuto anche MAP UNESCO per anche un nuovo tipo di turismo cosiddetto slow, sportivo, ambientale, culturale. Il tema della promozione delle nostre spiagge l'abbiamo già fatto di recente, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna insieme, perché abbiamo spiagge molto grandi, molto larghe, molto simili e insieme, mettendoci risorse comuni, possiamo promuoverci nel mondo più di quanto farebbe ogni regione singolarmente. Il tema del turismo, siamo regioni per fortuna molto turistiche, avete visto i dati a settembre con alcuni eventi sportivi straordinari, abbiamo avuto un risultato incredibile di crescita del turismo rispetto allo scorso anno e addirittura i primi 9 mesi, nonostante l'alluvione, il numero di presenze turistiche, cioè di notti dormite e di arrivi, cioè chi arriva anche solo per una giornata e poi torna indietro, sono aumentati rispetto all'anno scorso che già avevamo superato i 60 milioni di presenze. Su tutto questo credo che 2 regioni grandi, importanti come Veneto ed Emilia Romagna abbiano il dovere di lavorare insieme fuori dalle differenze geografiche e politiche a favore delle proprie comunità.